siamo riusciti un anno fa, sempre nella stagione sospesa a cavallo del solstizio d'estate. Ci riproviamo anche questa sera. Ci faranno compagnia i grilli, il filo della luna, il padre tagliamento, con la sua quiete e le fronde selvagge che ondeggiano alla brezza. Ci sostengono le mura di questa antica pieve, carica di storia e testimone di infiniti passaggi di genti. Ci è sorella la parola degli scrittori che ascolteremo, capace di evocare, quando è buona letteratura, immagini e pensieri. Ci è sorella anche la musica, con quella magia delle note che si inseguono e si richiamano, invitandosi l'un l'altra come in un'antica danza, come giochi di passeri o di curiosi pettirossi. Ci è soprattutto madre, la terra, questa sera, quella su cui poggiamo i nostri piedi e che ogni giorno percorriamo, fatta e mescolata da mani eterne, plasmata nel tempo da sapienti o a volte rapaci mani d'uomo. La seconda edizione di Os Mos Boboros, il festival rustico dedicato alla memoria di Don Gilberto Pressacco, è dedicata proprio alla terra, a questo paesaggio qui attorno, alle fatiche per strapparne di che vivere, alle lotte perché sia di chi la lavora, alla stabilità che ci dà e alle incertezze che a volte ci procura, a quelle vaghe promesse che ci ha fatto da bambini e agli incanti che continua a regalarci. Questa sera, allora, su questo antico sagrato ricominceremo a cantare, usando le pagine forse meno note di alcuni scrittori e poeti, di quelle anime del territorio che l'hanno attraversato e raccontato, con sagacia o con rabbia, con lucidità e a tratti con una vena di nostalgia. Ci è toccato ancora una volta scegliere, tagliare e cucire. Sono scritture diverse, che si sviluppano in un arco di tempo molto lungo, dagli anni 40 del secolo scorso fino a quasi ai giorni nostri. A leggere per noi saranno gli amici di un'apprezzata realtà del territorio, la scuola di teatro dell'associazione Zero Traccia di Codroibo. A dare voce agli scrittori saranno Chiara Grillo, Rachele Ganzini, Chiara Di Masi, Antonio Banelli, Giovanni Maria Maiero e Monica Aguzzi. Ma tra le mie parole avete già sentito ammiccare i suoni, come a fare da contrappunto, evocando paesaggi magici, albe nervose e tramonti cristallini.
Ad aiutarci in questa impresa saranno le chitarre di Marco Bianchi, la voce di Sara Della Mora e le tastiere di Germi Serravalle, che regaleranno alla nostra serata improvvisazioni estemporanee. Devo ancora dei grazie prima di cominciare. Ai volontari del comune di Camino che hanno allestito il palco e in particolare al sindaco Nicola Locatelli, che ringrazio per la collaborazione, alla parrocchia e a Don Maurizio per la disponibilità di questo spazio, alla piccola e tenace comunità di Pieve di Rosa, che qui è padrona di casa, alla BCC del Pordenonese e Monsila, il nostro sponsor ufficiale, a Valentino Bert della Trattoria da Beppo, la cui generosità ogni volta ci travolge, al direttivo e agli amici dell'associazione Bobo Rosso e a Carlo Gris per il service. Ma adesso basta con le ciance, cantiamo. Il primo brano che vi proponiamo è tratto dal racconto lungo Romance, composto da Pierpaolo Pasolini tra il 1948 e il 1949, ma pubblicato postumo. Descrive il tormento e le angosce esistenziali del protagonista, il giovane cappellano Don Paolo, che sotto poco mentite spoglie è proprio il Pasolini di quegli anni, circondato da ragazzi allegri, alti e solidi come pioppi, in un Friuli povero, materno e antico. Romance è un borgo contadino, come tanti. In quegli anni è terra avara, di gente costretta ad emigrare, ad andarsene in cerca di fortuna. L'atmosfera è pervasa di nostalgia. Ormai si era alla fine di agosto. Da qualche settimana nel cielo non compariva più una nube. Era tutta una profonda e inalterabile tensione dell'azzurro. San Pietro, immerso in quel candore senza vuoti o incrinature, era tutto aperto al sole, ai silenzi, alle sere infervorate dal rinfrescarsi dell'aria. L'immensa sonorità della campagna, del tagliamento senza acqua, del cielo, dei cortili dove si batteva il grano, sembrava non sentire più le diverse sfumature del giorno e della notte. Negli interminabili pomeriggi, tutta la piazza di San Pietro era arroventata da una luce bianchissima e solo un'ombra senza corpo correva intorno lungo la linea dei muri. San Pietro è bianco e silenzioso come un cimitero. Scriveva quel sabato 25 agosto nel suo diario, Don Paolo. Nella piazza alcuni passeri si sparpagliano come un nugolo di farfalle. La terra, sotto la pressione del sole, resiste piena di fervore ed indifferenza. Poi, tra gli orti e i cortili roventi, contro l'intonaco infuocato, ecco un invasato suono di campane. Ma l'estate ormai è in fase decrescente. Fra 2 settimane è settembre, il primo temporale. La mia scuola comincerà il 15, e forse prima. Attendo con impazienza quella data. L'attendo con tutto me stesso. Verso le 3 dovette andare un momento dal cappellano vecchio. La piazza, se si eccettuano i passeri, era del tutto deserta.
In fondo alla loggetta, coi suoi 2 archi a sesto acuto, era disteso un mendicante, sul pavimento consumato di marmo. Era l'unica zona d'ombra, grigia e impalpabile. Il chiarore della piazza pareva avere cancellato anche il ricordo delle voci dei ragazzi di romanzo o di monte che di solito a ogni ora del giorno vi si radunavano a giocare. Adesso forse erano a fare il bagno al tagliamento o nella roggia del mulino, la mirisca, tersa e fredda tra i boschetti e le vigne. Quando Don Paolo uscì dalla casa del cappellano vecchio, che era nella stradicciuola lungo il fianco sinistro del Duomo, proprio di fianco al cinema, nella piazza c'era un po' più di movimento. Di fronte alla chiesa, sulla soglia del bar, 2 o 3 ragazzi e una donna stavano attendendo qualcuno presso una bicicletta, sulla quale, tra il ferro e il manubrio, era adagiata una pesante valigia. Un'altra valigia era appoggiata per terra. Nel momento in cui Don Paolo entrò in piazza, presso la loggia, nell'angolo opposto la porta del bar si aprì e ne uscirono Cesare, suo padre, e altri 2 uomini che Don Paolo non conosceva. Don Paolo si fermò un istante a guardare. Cesare era vestito a festa, e così suo padre. Quest'ultimo, accortosi di Don Paolo, disse qualcosa agli amici e prendendo Cesare per un braccio si mosse verso il cappellano. Si incontrarono, poiché anche Don Paolo aveva fatto qualche passo verso di loro, proprio sugli scalini della chiesa, in pieno sole. Buongiorno, signor cappellano. Buongiorno! Dandogli la mano. Era la prima volta che si parlavano, benché si conoscessero di vista. Come mai vestiti a festa? E si parte. E per dove? Lontano. Scusi, sa, signor cappellano, se mi sono permesso di fermarla. Mi prego, ma prego, signor Yop. Mi ha fatto tanto piacere. Disse Don Paolo e sorrise verso Cesare. Il ragazzo pareva impaziente e guardava di continuo verso il gruppo dei loro amici che li aspettavano presso il bar. Aveva la fronte sudata e i capelli, più biondi che mai, vi restavano incollati e avevano tremori d'oro sul fuoco delle guance. Così ci lasciate? E cosa vuol farci? Ecco, in Italia per noi poveri va male. E allora andate all'estero? Sì, in Canada. Disse semplicemente l'uomo. Pareva contasse un poco sull'effetto delle sue parole e guardava Don Paolo con 2 occhi allegri e cordiali, come se volesse significargli qualcosa di speciale. Durante la mattinata, nel salutare i vicini, aveva molto bevuto. In Canada? Esclamò Don Paolo, esagerando un poco la meraviglia per fargli piacere. Eh sì, era un bel pezzo che aspettavamo. E dovevamo imbarcarci questa primavera. Poi, all'ultimo momento, i posti sul bastimento sono venuti a mancare. E cosa vuole? In Italia le cose vanno così. L'italiano è carogna. I poveri come i signori. Mi scusi se le parlo in questo modo. Io sono comunista, lei lo sa, sono un ignorante, io. È così? Lavorare e soffrire. La mia vita è stata questa. Diceva tutto ciò di ottimo umore, sorridendo, con quei 2 occhi che esprimevano molte più cose di quanto non dicesse con la bocca, come alludendo a qualche sottinteso di cui Don Paolo, malgrado non ne ammiccasse come lui, fosse a conoscenza. Noi siamo comunisti, gente ignorante e un poco past. Sulle cose di religione non siamo mai mancati. Lei ha visto mio figlio qui, è sempre venuto a messa e ogni sabato a confessarsi, come i figli di quei cani. Mi scusi, ma a Romance capisco ben io quello che voglio dire. Dei cani è così? Perché hanno 2 palanche da parte, credono di poter trattare con noi che non abbiamo nulla come con degli inferiori. Altro che cristiani, signor cappellano. Sì, la capisco, ma purtroppo i buoni sono rari. Ecco, l'abbiamo vista uscendo dal bar e ho pensato di venirla a salutare. Spero di non averla disturbata. Le torno a dire che anzi mi ha fatto molto piacere. Lei è molto buono e a tutti a San Pietro le vogliono bene. Su, Cesare, saluta il signor cappellano. Cesare era sempre stato discosto e impaziente. Alle parole del padre ebbe appena un movimento, un leggero rossore nel viso. Si volse un poco verso Don Paolo e poiché questi gli tendeva la mano, anch'egli gli tese la sua, molto indeciso e vergognoso. Anche io, padre, strinse la mano al cappellano e subito dopo si mossero verso gli amici che li aspettavano davanti al bar. Cesare prese la valigia che era per terra e tutti insieme infilarono la strada che portava al viale di Marsure,
verso la stazione. La prima importante raccolta di poesie in lingua friulana di Amedeo Giacomini esce nel 1977 e si intitola, non a caso, Tiare pesante. Uno sguardo lucido e amaro su un Friuli che dà poco alla sua gente, terra di emigranti, di invasori, di miseria. Eppure... Preiere. Signor, chi tu nu sas fas nasi par cas, no volus, che la fan pa i fis no si la vol. Chi tu nu sas par ni sas via pal mont, e come ne mai peas a ogni vuarsine, par un toc di pan, un got, ne ciche. Signor dai Turks, dai Cosacs, dal Taremots, signor terribil, che da secui tu nu sclissis dall'alt, come si fossi in puls, o viers, o savis. Torne ca io tra nos, signor. Torne. Tu sei perdonat. Il disprezzo della provincia è un romanzo incompiuto, composto da Pierpaolo Pasolini tra il 1951 e il 1952. Racconta la vicenda di due intellettuali friulani, dalla quale emerge una cruda satira d'ambiente. Nelle prime pagine, quelle che vi leggeremo, attraverso gli occhi di uno dei protagonisti viene descritto l'ambiente contadino di Sclavons, località inventata ma facilmente collocabile da queste parti. Il paesaggio è antico, eterno e velenoso. Il vecchio treno locale, che alle 9 riportò a casa D'Andrea e Biasutti, era quasi vuoto. Il legno degli scompartimenti aveva un acuto odore di panni poveri, di nazionali e di caserma. Dai finestrini di sinistra si vedeva la pianura appiattirsi, nella notte di marzo sgradevolmente fresca, quasi annunciando ai suoi confini le bonifiche e il mare. A destra, invece, si scorgevano le sagome dei monti. Il treno si fermò alla stazione di Codroipo, atrocemente desolata. Scesero nella banchina, con poche altre persone che si affrettavano all'uscita. Dietro alla stazione, il piccolo largo asfaltato, le stecconate dei depositi di legname, il passaggio a livello, gli alberi e in fondo le strade del paese, murato in un silenzio smorto, ostile, come se ogni famiglia, chiudendosi in casa, avesse deliberatamente chiuso porte e finestre in faccia agli estranei, per godere in silenzio il lugubre raccoglimento del dopo cena. D'Andrea accompagnò a casa Biasutti, ma non entrò in cucina. Prese la bicicletta nel cortile e si salutarono. «Allora domenica!» disse Biasutti. «Domenica, addio!» gridò ad Andrea, allontanandosi verso la piazza. I 3 o 4 chilometri di strada che conducevano a Sclavons erano quasi completamente deserti. Finiva l'abitato di Codroipo, vecchie case di sassi,
coi portoni cadenti, i muretti, le stalle, e cominciava improvvisa la campagna. La strada puntava verso la bassa, così in fondo il cielo era piatto e nudo. Ma benché non ci fosse che qualche rara stella tra le nuvole, ne spioveva un certo chiarore e la polvere bianca della strada lo rifletteva, ma come un'ombra, una scorza rilevata appena dall'oscurità dell'erba e della terra fangosa. D'Andrea seguiva meccanicamente quella traccia bianca tra il ciglio del fosso e le rotaie dei carri, cosparsi di ghiaino, che egli conosceva da anni. La notte nella sua freschezza aveva qualcosa di bruciante, di vuoto. I campi si perdevano con le loro distese di grano già abbastanza alto, che di giorno era di un verdino carico e velenoso. E i folti di acace, sambuchi e ontani, ruggini intorno ai sassi. Spirava dalla terra un senso di miseria. In fondo a quella povera campagna, contro il cielo lattiginoso, si disegnavano cupe le case di Sclavons. Non erano nemmeno le 10 di sera, ma l'abbandono e il silenzio erano completi, come a notte alta. Un filo di luce usciva solo al centro del borgo, da una porta sgangherata a vetri, su cui erano attaccate 2 latte, con la réclame di un lucido da scarpe. Corse dritto a casa, non perché riuscisse a vincere la tentazione di entrare nell'osteria per vedere se vi fosse qualcuno dei suoi giovani amici, ma semplicemente perché quella tentazione non si fece sentire. La luce gialla e secca che usciva dalle fessure gli indicava come l'interno fosse ormai spoglio di qualsiasi specie di attrattiva. Subito dopo la piazzetta di Sclavons, a un cui lato scorreva la roggia coi lavatoi e al cui centro c'era la piccola aiuola rettangolare della Statua della Vittoria, la strada si diramava e vicino al bivio si stendeva un piccolo prato di un verde intenso, in fondo al quale biancheggiava un antico capitello. La casa di Andrea era una villetta rosa, suo padre era il medico condotto del paese, che sorgeva un poco più avanti, sulla più grande delle 2 stradicciole, quella che conduceva per Savognano e Teor fino alla Tisana, in fondo a un piccolo giardino. D'Andrea vi entrò, lasciò la bicicletta nel corridoio e mangiò in fretta la cena che sua madre gli aveva lasciato sul vecchio tavolo di marmo della cucina. Poi salì nel suo studio. Non vi rimase per molto tempo, tuttavia, e alzatosi andò ad aprire le imposte e si appoggiò al davanzale a guardare il paesaggio, il quale, del resto, non gli era meno noto dello studio. Ma in quel vuoto sconfortante si poteva cogliere a tratti un sottilissimo profumo primaverile. Tutto era fermo, come assorbito dalla malinconia del buio. L'ammasso delle case e delle stalle di Sclavons. A destra si distinguevano appena, contro una lunga ombra senza stelle, i monti, a sua volta distinta appena dal cielo. Davanti i campi spingevano di gelso in gelso i loro filari un poco ingemmati, contro le radure incolte che costeggiano il tagliamento. E, sotto, il piccolo e lugubre giardino. na na
Testo recentissimo, Il tempo delle erbacce, di Stefano Montello, pubblicato nel 2021. Pillole di filosofia contadina che invitano a una riflessione per nulla nostalgica sul senso delle cose. Coltivare la terra ha ancora un che di sacro. Non c'è dubbio che la terra nuda emani un suo fascino. È sulla terra nuda che si semina, e la terra nuda è il sogno dell'uomo agricoltore, anzi, della donna agricoltrice con ogni probabilità. Perché non poteva che essere donna, che ebbe l'intuizione geniale di razionalizzare la crescita spontanea dei frutti della terra. Una donna che, uscita dalla sua capanna in un mattino di primavera, afferrò una delle tante erbacce che popolavano la pianura circostante e provò a cuocerne, magari distrattamente, i semi, trovandoli gradevoli. È tenendo fra le due dita un seme di farro e ripiantandolo in qualche angolo remoto della Mesopotamia che una donna, con ogni probabilità, inventò l'agricoltura. Ma a pensarlo oggi, a quell'umano, donna o uomo che sia, chino sulle sue sementi di farro, non si può addebitare presunzione o arroganza. La sua postura lo rivela. È inginocchiato davanti alla terra, ha la schiena curva, la testa riclinata. Non può alzare lo sguardo. Non potrebbe, per assurdo, neppure accorgersi di un pericolo imminente. Potrebbe arrivargli da dietro o dal fianco chissà quale nemico, o chissà quale animale predatore, e ghermirlo. Sono vulnerabili gli umani in questa posizione, impotenti a difendersi. Sono chiusi in una loro bolla di silenzio, dimentichi totalmente del mondo. Il loro pensiero si concentra soltanto su quel mistero che sorgerà dalla nuda terra che sta calpestando. La vita che verrà, il germoglio del seme del farro, il pane per sfamare se stessi e le loro famiglie. Nient'altro. Questa è la religione della terra. Quel contadino è un monaco, per vocazione e per scelta, e per necessità. Onorare la terra che sfama e onorare il Dio. Abbiamo tentato un esperimento. Ci sono due bellissimi racconti di Elio Bartolini, scrittore che amiamo in maniera particolare, pubblicati a distanza di 35 anni l'uno dall'altro. Il primo si intitola Violenza e Campi Verdi, scritto nei primi anni 60 come incipit di un romanzo e dato alle stampe 20 anni dopo. Il secondo è Il Mediatore, uscito postumo qualche anno fa. Li abbiamo messi in sequenza e paiono davvero la sorprendente continuazione l'uno dell'altro. In essi si coglie l'amarezza dello scrittore che contempla acido la terra devastata, abbandonata e corrotta. La morte della vecchia Armida, unica resistente contro lo strapotere della SPA agricola, è il segno di un mondo ormai al tramonto, dimentico persino delle trasformazioni che ha subito. Nel testo, nel primo in particolare, ascolterete diversi punti di vista, da quello del cane a quello del maiale, a quello ipocritamente colpevole del mediatore. Il contadino, che nel terzo pomeriggio del venerdì d'ottobre scendeva nel patocco per fare un po' di legna, giunto che fu al ponte del mulino della Siega, s'accorse di non avere più con sé il cane. Convinto di vederlo riapparire da un momento all'altro, dapprima si limitò a un fischio. Dopo aver continuato abbastanza lento perché la bestia, se era lì vicino, potesse obbedirgli, tirò le redini. «Oh, cavallo!» fece trattenendo il cavallo anche con la voce. E sceso dal carro, ritornò adagio verso il ponte.
Distratto nei suoi pensieri, il contadino continuava a fischiare, ora verso il ponte, ora verso le marcite. Poi, come glielo mostrassero per la prima volta, vide anche il mulino e credette di capire tutto. Mai e poi mai avrebbe immaginato che il cane fosse arrivato fino al mulino e non per aver annusato qualcosa. Stanco di correre avanti e indietro, ma pur sempre attorno al carro, quel sentiero prima del ponte gli era apparso come una distrazione, che soltanto nel cortile divenne tutta una novità di sassi, di barattoli rugginosi e fracassoni, di mattoni pieni di muschio, di pietre ad offrire il piedistallo da cui abbaiare soli ed importanti. E semmai fu nel cortile che annusò un odore come di radice appena cavata. S'accorse subito che proveniva dalla costruzione che, con la fila ordinata e chiusa delle finestre e il poggiolo di legno lungo quanto la facciata, non poteva essere che una casa. Anzi, da quella che spalancata a livello del cortile era senz'altro la porta della cucina. Ma per il momento si limitò ad abbaiare incerto, perché dalla direzione contraria un altro odore lo aveva raggiunto, e quell'odore un grugnito improvviso. Ma il maiale lo sa che per mangiare deve provocare, e quella ringhiante, sconosciuta potenza è la prima cosa viva che da un giorno gli venga vicino. Perciò riprende a lamentarsi oltre la sua stessa paura, scivolando e crollando nel viscido degli escrementi, raggiunge il truogolo, ad un punto tale di disperazione da non fidarsi neanche dell'evidenza, grufola dentro il niente scabro del cemento, dove dall'ultima volta che la vecchia vi ha rovesciato il pastone è rimasto solamente l'odore, e ancora grugnendo altissimo resta a fissare nel giro del cortile quella speranza di cibo che appena comparsa già si dilega. Al primo lontano fischio alza il muso per stabilire in che direzione allontanarsi, obbedendo al richiamo, ma s'allontana a stracco, cercando proprio un pretesto per non obbedire. E infatti basta un rumore dal fondo del cortile per farlo tornare indietro di carriera. Davanti alla porta, che con un cigolio improvviso si è rovesciata tutta verso l'esterno, rivelando proprio quello che ci si era immaginati rinserrasse. Un antro, le travature del soffitto perse nella fuliggine, una finestra che non deve avere più vetri, tanto è forte la corrente d'aria a cui dà luogo. Lui abbaia risoluto, perché l'odore di radice umida adesso le arriva frammisto d'un altro più denso e goloso, che una volta raggiunto è effettivamente una fetta di lardo. L'annusa a lungo, incerto soprattutto su quella mano che, così abbandonata e morta accanto al lardo, non celi un tranello. Infine, spronato dal fischio sempre più vicino, addenta la fetta e scappa. Ma non può sfuggire la pedata che sulla porta, stretto tra la voglia di sottrarsi all'incombere nero del padrone, lo raggiunge e sotto le orecchie dove fa più male. Ma non molla la fetta. Abbassa le orecchie piuttosto. Anzi, s'abbassa tutto sulle zampe, tanto che sembrerebbe voler scomparire dentro la terra stessa che lo regge. In realtà recita, esagera. Sa che deve far così per non esacerbare una collera già scatenata. Intanto ascolta. Il padrone dice qualcosa che gli sfugge, ma che non deve riguardarlo, perché il padrone, senza nemmeno farsi consegnare la fetta di lardo, si è precipitato verso il nero più fuligginoso, che è senz'altro il focolare, e gridando altre cose per conto suo, adesso fruga in quel vago sentore di terra e di putrefazione. Dal suo posto, allungandosi sulle zampe, rassegnato ormai all'indugio, lui continua a spiare con vigilante perplessità. Si è reso subito conto d'essere causa diretta della scoperta e poi dell'allarme. Ciò che ancora non capisce è se per questo verrà premiato o no. E la previsione, già difficile in sé, qui si complica in modi sempre più lunghi e contraddittori. Il padrone ne sembra la prima vittima. Si alza, si abbassa, continua a fissare il grumo inerte come debba ancora convincersi che ci sia.
Ma quando una pedata nei fianchi gli fa capire che quella permanenza si è conclusa, non è che nel frattempo lui sia riuscito a saperne di più. Fuori, non comprendendo se deve tenersi pronto a fuggire o a strusciare servile, i primi passi sono avanzati nell'incertezza. Poi, anche se procede nell'ombra dell'uomo, e dentro quel giro lui è sempre sicuro di sé e insieme sicuro di non sbagliare, non per questo le cose impreviste e misteriose vengono meno. Per gli istanti in cui riesce a voltarsi, vede la porta ancora oscillare sui cardini. Sente il fischio del vento uscire e sbatterla contro il muro. Quel soffio si è appena dileguato nell'azzurro, dove roteano pigri corvi, che già ne arriva un secondo con i suoi mulinelli di paglia sparsa. Ma il padrone cammina, senza voltarsi indietro, ma anche senza aver risolto niente, chiuso in una collera grave, infastidito da qualcosa che lo fa parlare tra sé. E allora si limita a trotterellargli accanto, resistendo a tutte le tentazioni. Non ce n'era bisogno. Sta già obbedendo con precisione supina. Non s'attarda a frugare dentro i cespugli. Non rompe l'andatura al cavallo trapassando da un fosso all'altro. E non risponde neanche a quel cane dell'ultimo casale che lo provoca sempre. Procede inerte e colpevole. Ma quando il carro, dopo essersi inoltrato fino a metà paese, passa davanti alla casa e non si ferma, questo non è soltanto un altro dei fatti di un pomeriggio completamente scardinato da ogni abitudine. Ne può essere così grossolano alla distrazione del padrone. Comunque, sopravanzando il carro con 2 salti, abbaia per fargliela notare, ma scarta appena in tempo una frustata che s'abbatte sulla polvere. E mentre il cavallo va a fermarsi davanti a un portone dove lui non ricorda d'averlo mai visto fermo, resta solo, disperato e mugulante in mezzo alla strada.
Il rumore di una moto come di cane con la coda di latta cominciò a incanalarsi tra le case. Divenne fragoroso e si spense all'altezza dell'osteria. Entrò uno di Gradiscutta, slacciandosi il giubbotto di cuoio. «Lo potreste anche togliere questo argano che ogni volta che uno capita nel tuo esercizio lo fa sapere a tutto il paese». E accennava alla sticciuola del campanello che, sopra la porta, tremava ancora del suo stesso suono. «Finché non fa più male di così», rise l'oste. Con quella buona grazia che un po' ce l'aveva di natura, un po' perché il mediatore, se non ha una buona grazia, è meglio che cambi mestiere. Rise anche Tobia, all'altra estremità del bancone, e offrì un bianco. «La sai l'ultima, Tobia?» gli disse quello di Gradiscutta come in ricompensa. «No, benedetto che non la so, ma sono qua per saperla». «Beh, la vecchia Armida è morta». «E come mai che non si è sentita suonare nessuna agonia?» L'oste si intromise. Tobia invece non disse niente. Men che meno, e adesso che è morta, casa, mulino e quei 30 campi del Patocco che fine faranno? Piuttosto, come rotolandosi e come grattandosi contro il banco, riuscì ad allontanarsene abbastanza da poter domandare senza intromissioni. «Tu la novità da chi l'hai saputa?» «Io la novità l'ho vista». Uscito a far sgambare il cane, poi, racconta, è arrivato al ponte del Patocco, mentre da quell'alto dà un'occhiata anche al mulino e ai campi dell'Armida che, tra l'altro, uno non riesce a non guardarli di tanto sono mal ridotti, s'accorge di non avere più il cane con sé. Fischia, e la bestia non compare. Fischia ancora. Poi aspetta. Si rende conto che l'unica è andare a distoglierlo a pedate da quello che starà annusando tra le porcherie di un mulino diventato da anni rifugio di tutto il selvatico superstite, di campagne gonfie ormai solo di diserbanti e pesticidi. Mai e poi mai, però, avrebbe immaginato che stesse annusando la vecchia Armida, stesa secca in mezzo alla cucina, con una fetta di lardo in mano. «Non è, grazie a Dio, che abbia gran pratica di morti», quello continuava, non senza un principio di indignazione. «Ho visto morire soltanto mio padre finora, ma nel suo letto, con il prete e tutto l'occorrente bisogno. Non così, che se non c'ero io, anzi se non c'era il cane, perché è stato il cane a farmi trovare la morta». Avrebbe parlato a lungo, con la soddisfazione dell'uomo che ha compiuto un dovere, e insieme, con l'altra di chi, certe cose straordinarie, una vecchia secca per terra con una fetta di lardo in mano, li ha viste con i propri occhi. Ma si interruppe perché Tobia lo costringeva a rispondergli. «Ma le figlie dell'Armida le avete avvertite?» «Era loro madre, mica mia». E di nuovo l'uomo l'avrebbe presa larga. «Giusto, madre loro». Ancora Tobia gli tolse la parola. «E che si preoccupino di farle un funerale da cristiana dopo che l'hanno lasciata morire come una talpa. Ma dov'erano quando le avete viste?» Una correva ad avvisare in canonica e in municipio. L'altra sarebbe scesa giù nel Patocco a preparare la morta. Tobia, amabile sempre, ordinò per me e per il mio amico un altro bianco. Lo bevve. Poi sospirò, che sarebbe rimasto volentieri in compagnia, ma che se il mestiere è quello di cercare un compratore per chi vuole vendere e uno disposto a vendere per chi vuole comprare, il piacere non vale, ma valgono gli affari degli altri. «Quello per cui correte via adesso che affare sarebbe?» L'oste domandò ridendo, ma curioso. «Se va, anche più di un affare». Tobia gli rispose ridendo a sua volta. Ed era anche più di un affare da quando la SPA agricola aveva cominciato a comperare, se non tutti i campi della Bassa, che a tanto non era arrivata nemmeno la snia dei tempi d'oro come riconoscevano nelle osterie, certo tutti quelli della Stella e il tagliamento da una parte, lagune e risultive dall'altra, con i loro confini stabiliti una volta per sempre, le tabelle del divieto di caccia e pesca per i cacciatori e i pescatori abituati a fare i propri comodi sulla roba degli altri, gli impianti per l'irrigazione, i silos e i magazzini per lo stoccaggio. Per
perfino le pese in modo da non dover dipendere da quelle pubbliche. Tutto rientra evidentemente in un'idea semplice e in un piano generale. Decisa di investire in questo preciso punto della bassa, la SPA, dove c'è terra da comprare, compera come se avesse in testa l'approssimazione sempre più perfettibile, tra la stella e il tagliamento da una parte, lagune e risultive dall'altra, ad una figura di rettangolo. Nel giudizio di Tobia, magari compera senza nessuna finezza e nessun altro disturbo se non sia quello di pagare ai contadini un prezzo spropositato. Agevola l'affare con la garanzia di un posto nelle stalle e nelle latterie. Sue anche quelle. Ogni poco che si intendano di motori li prende come trattoristi. Oppure, se preferiscono, come guardiani delle pescherie che va impiantando dentro le risultive. E ridotti a guidare trattori e a chiudere, ad aprire sportelloni alle trote, del contadino di una volta non resta nemmeno lo stampo. Ma la SPA è lì, a garantirlo, anche davanti ai sindacati. 40 ore come in fabbrica, ferie, contributi, invalidità e vecchiaia, i bambini all'asilo, i ragazzi alla scuola media e le donne, se vogliono, in azienda pure loro. E la SPA, dentro i centimetri di mappale che il suo lapis blu va man mano aggiungendo all'ideale rettangolo di padronanza, manda i geometri a preparare le strade alle ruspe. Spianati i rilievi e con il loro riporto colmati gli avvallamenti. Macinati via gelseti, frutteti, filari di viti, recessi d'erba e di cespugli che sembrano improduttivi, mentre è proprio lì che la terra riposa. Sparite le boscatelle che d'estate danno ombra e d'inverno legna. La prode dove le bestie sostano intanto che l'uomo considera il già arato. Gli slarghi comunali dove tutti hanno il diritto di farsi una fascina o un sacco d'erba per i conigli. Finita con i transiti, i privilegi delle acque, l'esclusività dei frontisti, dopo che intere generazioni ci avevano litigato sopra. Raccolte invece le acque in canali che poi danno in collettori dritti fino alla laguna. Aperte le strade necessarie, poche, ma ritte anch'esse. Sotto la mania livellatrice della SPA, che chiama riordinamento fondario, guadagnandosi così anche i contributi della regione. Nasce una terra diversa, non solo rispetto a ciò che era diventata nella somma innumerabile, come immemore delle stagioni, ma addirittura pervertita nel suo rapporto con l'uomo. Perché dove una volta erano stati alberi, fossi, canneti, là anche barene, sentieri e se campi di grano turco, di frumento o d'avena, di patate, di trifoglio o d'erba medica, tutti coltivi diversi che la natura grande ed eterna li avrà voluti diversi per qualche ragione. L'agricola SPA pianta mais, aratura, erpicatura, concimazione, disinfestazione, irrigazione, raccolto, stesso trattamento, stesso rendimento, tanti ettari, tanto per ettaro. Monocoltura. Così la terra non occorre né conoscerla né secondarla. È tutta terra e tutta buona, degradata e anonima, e con l'unica preoccupazione di allinearla in strade e canali. Poi succede che, arrivata l'SPA con quella figura di rettangolo fino al patocco, lì i suoi mediatori e i suoi geometri debbono fermarsi. La vecchia Armida non vuole vendere perché dice quella era roba di Eusebio, suo marito. E adesso che Eusebio è morto, deve andare ai figli. Le 2 femmine sposate in paese, i 5 maschi raminghi per il mondo. Tutti, dal pievano al messo comunale, costretto a scendere fino al patocco per consegnare le carte dei sequestri. Insistono perché l'Armida venda invece quella roba. Il mulino che oggi è un altro mestiere andato, e quei 30 campi pochi e troppo malmessi per darli in affitto alla mezzadria. E tutti ortano, non contro un rifiuto che sarebbe già un altro discorso, ma nell'ostinazione soltanto ripetuta. Ora, 30 campi fanno un'incompletezza nella figura della predonanza a cui tende la SPA. Disturbano con il brutto vedere del loro lavoro selvatico.
per non dire dell'isola che sono. Una franchigia per i bracconieri, un'anarchia destinata a durare fin quando la vecchia non vende o non muore, che poi ormai sembra proprio la stessa cosa. Credo che nella sua ideologia friulana Tito Maniaco abbia espresso con compiutezza la funzione dell'intellettuale. Non smettere di guardare in faccia la realtà e provare ad ogni costo a dire la verità. L'immaginario friulano si è nutrito col tempo di stereotipi, i sotans, il salto nest lavorador, la lingua, i barbari che sembrano venire da ogni dove solo per corrompere una presunta virginale purezza. Per Maniaco è ora di andare oltre e di riflettere invece su come la storia del popolo sia per definizione bastarda, così come la sua terra, meticcia, confusa, avara e generosa allo stesso tempo, eppure sempre lì, immota, pronta per essere calpestata e per ospitarci. Di stranieri, barbari nel senso che balbettano la lingua delle lingue, che è sempre la propria, e barbari nel senso della tradizione storica, ossia come invasori, il Friuli è pieno e ne rimbomba automaticamente il suo immaginario. Qualcuno dice che con l'anno 1000 e dintorni nasce il popolo friulano come identità. Probabilmente è un'affermazione corretta, ma questo popolo friulano, che è riconoscibile dalla formazione della lingua e dalla generale adesione al cristianesimo aquileiese, geneticamente, che cos'è e chi è? Quanti sante e santi provengono da luoghi del Neolitico e del mondo degli invasori ariani, al nostro pantheon rigorosamente monoteista? E questa chiesa, quanto è medio orientale, siriaca e alessandrina, a partire da quel misterioso Marco, la cui leggenda va da Alessandria a Venezia, ma che sosterrebbe a lungo ad Aquileia in diramazioni missionarie mitteleuropee. Quante correnti calde han percorso queste terre, lasciando sedimentazioni profonde e inconsce, come latine, bizantine. E cosa sono, in questo contesto mediterraneo, che fluttua nel Golfo Adriatico o Golfo di Venezia? Grado e Aquileia. Rispetto a Cividale, la Longobarda, l'Alto Germanica, la Feudale, tutta rivestita da correnti fredde, slave e germaniche. Si dirà che è pure e semplice storia di classi dirigenti che vanno e che vengono, mentre è il popolo romanzo, il popolo contadino e cristiano, che sta qui, fermo e immoto. Sì che non di lotta di classe si tratterebbe, per delineare le tante storie che incombono e si intrecciano sul Friuli, e quanto di lotte etniche, in cui gli oppressi sono sempre gli stessi e mutano gli oppressori. Ma anche questa è solo una verità. Forse questi occhi crudeli sono il solo modo migliore e intelligente che possa avere uno scrittore per amare il proprio paese. Non potevamo finire che con la poesia, perché la poesia è canto, struggimento, passione. L'incipit dei Turks di Pasolini è brano noto, potente, proprio perché esce dallo stereotipo e immerge il Friuli in quell'atmosfera di religiosità arcaica che tanto piaceva a Don Gilberto Pressacco, che qui abbiamo ancora una volta l'occasione di ricordare. Grazie allora, grazie a voi per aver partecipato con pazienza e attenzione. Grazie a Monica per le sue preziose note di regia, a Marco Bianchi, a Sara Della Mora, a Jeremy Serravalle, a Rachele Ganzini, Chiara Grillo, Chiara Di Masi, Antonio Banelli, Giovanni Maria Maiero, a Carlo Gris,
grazie infine a questo magico posto. Grazie, Pleef. Crist, pietà dal nostri país. No parfani pisiors di quel chi sin, no parmandani ploia, no parmandani sorelli, paticcialte, freite, dutis li tempiestis dal seile. A lei il nostri destin, lo savin. Quantis mai voltis che tacchista nostra glisiuta di Santa Cruz e vinciantat li litanis, per sé che tu ti vedi spietà dalla nostra cera. Ma voi, i sine quarzin di ve preat per nuia, voi i sine quarzin che tutti sos massa pinalt, e dalla nostra ploia, e dal nostri sorelli, e dalle nostre sbris. Voi è la muarca nispeta ca intor. Ma dindu la vegna che muar, dindu là, e par seduta chi sta zen foresta, vegna a met in pericol chi sta nostra puara vita. Senza pretesis, senza ideai, spenduda doma che a lavorà e a patì. Ma no, i si reguardan che un'altra volta, tanto secoli fa, quando che il turca l'ha brusato e distrutto tutto il Friul, tutti ha svut pietà dal nostro paese. Ti ha fatto il miracolo di salvarlo. E noi sin enciamò contents perché il miracolo e ti ringraziamo enciamò adesca son passas eins e eins. Ma sint, se buon odor cal sofla dal nostro paese, sempre che odor di fen e di erbis bagnatis, odor di fogolars, odor chi sentivin di fantasins tornant dai champs. Slontana un'altra volta il pericol e la muerte. L'assini scae enciamò a vivi e a patì e a preati e a morì in pace. Schiaraciule, maraciule, la lusigne, la cracule, la
picciule, siniciule di polvara, sitacule, o schiaracciule, maracciule, cularrucule, la cocule, la fantate e une trapule, il fantato un trapolo. Schiaracciule, maracciule, la lusigne, la cracule, la picciule, siniciule di polvara, sitacule, o schiaracciule, maracciule, cularrucule, la cocule, la fantate e une trapule, il fantato un trapolo. Mm.